Sciascia è il primo scrittore italiano a dare forma narrativa alla mafia. Nel 1961, quando esce Il giorno della civetta, lui scriverà al suo editore: spero che valga, se non come un buon libro, almeno come una buona azione. Questa frase ci fa capire quanta importanza ebbe per Sciascia la pubblicazione di quel volume, l'urgenza del tema che lui sentiva come una responsabilità, perché la letteratura e Sciascia si lega alla giustizia, una letteratura di fatti, non di parole, secondo la distinzione pirandelliana, e su questo principio baserà tutta la sua produzione. Il giorno della civetta in particolare è una vicenda editoriale molto complessa, che è fatta di relazioni e che ci riporta quindi a quella letteratura che è fare, come la radice greca di poiesis ci ricorda. Quel fare che è relazione, in questo senso Sciascia intende la politica. E allora il lavorio di 6 anni attorno alla formazione del giorno della civetta, il dialogo con Italo Calvino all'interno della casa editrice Einaudi, il dialogo con Vito La Terza, definito l'editore ideale per eccellenza di Sciascia, questo quadro ci dà la pienezza del lavorio dell'autore per arrivare al giorno della civetta. La prima esemplificazione narrativa data alla mafia, che appunto diventa in qualche modo anche stigmatizzato l'autore, suo malgrado. Infatti odiava alla fine questo libro Sciascia proprio perché gli affibbiava un'etichetta di mafiologo che lui non voleva assolutamente. Tuttavia il giorno della civetta è quello che è il romanzo che è più legato nell'immaginario comune al nome dell'autore. Allora potremmo anche capire come mai la scelta della tecnica narrativa del giallo abbia un significato importante. Il giallo, secondo Vittorini, rappresenta la letteratura del sottosuolo umano e questa scelta permette a Sciascia di utilizzare anche un gergo più volgare, più basso. L'iperbole di questo discorso si ha nel colloquio tra Bellodi e Don Mariano. Quel dialogo in cui il boss mafioso fa la distinzione fra uomini, ominicchi e qua è anche quello uno dei più celebri. L'utilizzo di una parola volgare però all'interno di quel discorso ci dà la misura stilistica della distanza di Sciascia dal boss mafioso. Questa è una spia importante perché il libro sarà oggetto di polemiche proprio per l'accusa mossa a Sciascia di come dire, rimanere affascinato dal suo personaggio e quindi di mettere in parte se stesso. Un'accusa che Sciascia naturalmente non gradirà, che scoppierà anche subito dopo la pubblicazione del romanzo, per cui si parlò di un assassino simpatico. È un'accusa che venne ripresa poi nel 1993 all'uscita del Cigno di Sebastiano Vassalli, che rimarcò l'accusa allo scrittore. Un dibattito molto ricco seguì a queste dichiarazioni naturalmente, ma quello forse che rimane oggi anche a 20 anni delle stragi di Via D'Amelio di Capaci è il titolo del volume, Il giorno della civetta, un titolo shakespeariano. E vale la pena forse ricordare qui il contesto da cui quella frase è estratta. La civetta naturalmente è la mafia, che compare di giorno, animale notturno che compare di giorno. Il contesto shakespeariano, che è quello dell'Enrico VI, include quella frase in un discorso tra la regina Margherita, la quale incita i suoi a continuare a lottare, andando oltre le perdite anche gravi, appunto vengono in mente i nomi di Falcone e Borsellino, e di avere coraggio, andare avanti, lottare. A questa esortazione Somerset risponde dicendo che chi non vuole combattere per questa speranza vada a casa e a letto e se si alza sia oggetto di scherno e di meraviglia come la civetta quando di giorno compare.